Sulle maniche delle giacche realizzate appositamente per la visita, da una parte la bandiera italiana, dall'altra quella brasiliana. Due bandiere per mettere bene in evidenza la doppia nazionalità della famiglia Martinazzo di Garibaldi nel Rio Grande do Sul in Brasile, ma originaria della terra veneta, i cui membri hanno fatto visita al comune di Conegliano, con cui da anni è in atto un proficuo gemellaggio. A capo della delegazione Romeo Martinazzo, imprenditore nonché presidente dell'Associazione Veneti nel Mondo di Garibaldi. Abbiamo un rapporto con Conegliano e siccome eravamo a Roma per questa partita di calcio non si poteva smettere di venire e fare un salto a salutare il nostro sindaco Maniero e poi tutta la gente di Conegliano che siamo fratelli. E intanto nella città del Cima sta per nascere, su proposta del consigliere comunale di minoranza Umberto Teot, l'associazione Conegliano Garibaldi, il cui scopo è non soltanto quello di rinsaldare il legame culturale fra veneti che vivono agli antipodi del pianeta, ma anche di carattere economico. Abbiamo potuto capire che questo territorio, che è praticamente una colonia veneta, è un'opportunità per tutti noi, ma soprattutto la possibilità di coinvolgere Camere di Commercio e gli imprenditori. C'è da fare per noi, in un momento così di crisi noi non lasciamo niente intentato. Può essere veicolo anche di opportunità economiche e di crescita economica del nostro territorio e del territorio di Garibaldi. Insomma, i veneti nel mondo diventano una risorsa anche per tentare di uscire dalla crisi.